Dove può arrivare il Napoli? Questo Napoli sarà soltanto il tempo a dirlo. Per ora Spalletti fa la conta con alcuni problemi fisici, esigenze di turnover e rinnovi che potrebbero allietare ancora di più il già euforico clima in casa Napoli. Buongiorno da Vincenzo Credendino e ben ritrovati con Calcio Napoli 24 Live. Come sempre saremo in diretta fino alle 14 sul 79 del digitale terrestre e per chi volesse in streaming su YouTube, ed è lì chiaramente che ci aspettiamo anche di leggere i vostri messaggi, le vostre considerazioni. Il nostro regista Emanuele Bernardo freme con cambi di inquadratura, stacchi per dare il buongiorno a Riccardo Catapato. Buongiorno, buon venerdì a tutti, buongiorno a te Vincenzo, buongiorno anche a Bruno Galvan all'ufficio stampa che salutiamo, gli facciamo anche nuovamente gli auguri in ritardo perché ieri era San Bruno, era l'onomastico auguri in ritardo del nostro Bruno. Ci concentreremo quest'oggi verosimilmente su Cremonese Napoli perché passata la sbornia Champions dopo il punteggio tennistico accumulato alla Johan Cruyff Arena contro l'Ajax, c'è da pensare a Cremonese Napoli perché, come detto Luciano Spalletti, vincerne una non vuol dire niente, bisogna continuare così perché basta un passo falso che gli altri poi ti montano subito dietro. Quindi un Luciano Spalletti che prepara la trasferta di Cremona, dovrebbe parlare domani in conferenza stampa, tra l'altro il tecnico del Napoli, e proveremo a capire di più anche sugli infortunati perché tengono banco le condizioni di Kvaratskhelia, di Rachmani, dello stesso Piotr Zielinski, probabile 3-4 cambi per continuare sulla falsariga del turnover, nonché capitolo poi per quanto concerne i rinnovi. Sono ufficiali quelli di Zerbin e di Meret, ma il Napoli sembra non volersi fermare qua. Si parla con Anghissà, si parla con Lobotka, si parla nuovamente con Giovanni Di Lorenzo, quindi faremo un'infarinatura anche per quanto riguarda i rinnovi. E allora andiamo con ordine. Il Giornale del Nord, la Gazzetta dello Sport, scrive: Luciano Spalletti deve gestire l'euforia del 6-1 di Amsterdam. Certe vittorie inebriano ma sottraggono attenzione. Domenica pomeriggio la Cremonese aiuterà a capire quanto è diventato grande e consapevole il Napoli, che nella scorsa stagione si giocò le chance scudetto con le sconfitte contro l'Empoli per 2 volte e lo Spezia. Non riusciamo a immaginare come la Cremonese possa colmare l'abisso che la divide dal Napoli. Tocchiamo ferro, ma se il Napoli penserà di vincere per diritto di Champions, la squadra di Massimiliano Alvini qualche fastidio potrebbe crearlo. E dopo ne parleremo dei grigiorossi che forse non meritano neanche in teoria la posizione di classifica sulla quale viaggiano in questo momento. Sono penultimi se non sbaglio con 3 punti, situazione quasi disastrosa. Ieri abbiamo sentito anche il DS Giacchetta, 3 punti, 3 pareggi tra l'altro, manca una vittoria. Ieri il DS Giacchetta ha ribadito la fiducia a mister Alvini, anche se sappiamo molto bene come funzionano le cose nel mondo del calcio, ragazzi. Quel che è vero oggi non è che non lo è davvero, però può cambiare in maniera molto repentina e quindi chiaramente anche la situazione Alvini è da monitorare. Dicevo, parleremo dei grigiorossi, parleremo del prossimo avversario del Napoli, però Riccardo credo che un avversario in questo momento sia già lo stesso Napoli, che come dice la Gazzetta, ha abituato i propri supporter a dei passi falsi anche quando davvero non ce lo si aspettava, perché ci sta che perdi con l'Empoli magari in un anno, capita la partita storta, ma che addirittura lasci 6 punti all'Empoli, e questo è un aspetto che chiaramente deve far riflettere. Sì, ma questo l'abbiamo sottolineato più volte. Sai, durante le varie partite spesso capita qualche domanda ai nostri telespettatori: ma avete paura della Cremonese, avete paura dell'Ajax? No, noi temiamo il Napoli, è sempre stato così e sempre sarà così. Anche se io devo soffermarmi proprio sulla gara di Amsterdam, ma non solo, perché quest'anno io quello che sto vedendo di differente del Napoli, oltre al gioco, oltre al saper segnare, a continuare a saper difendere molto, molto bene, io vedo una testa molto più libera per questo Napoli, che quando inciampa, anche durante le partite, continua a fare il suo. Poi magari va bene, non va bene, basta vedere insomma anche con il Lecce, non sempre ti può andare bene la reazione. Però vedo uno spirito diverso, c'è una voglia di continuare a crederci, a giocare e a seguire quello che è lo spartito disegnato da Luciano Spalletti. Ecco, vedo una squadra molto propensa a seguire quelli che sono i consigli del mister, e questo è sicuramente un lato positivo per il Napoli. Poi non lo scopriamo oggi, ogni partita
fa storia a sé. Sulla carta vedi Cremonese-Napoli, il Napoli che viene a 6 gol all'Ajax, la Cremonese che ancora non ha vinto in Serie A, dice vabbè il Napoli farà un solo boccone alla Cremonese. E no, non è così. Non è così scontato, perché a qualsiasi livello, soprattutto a questi così importanti, basta una, tra virgolette, mentalità, un approccio sbagliato, una sicurezza eccessiva per mettere poi in condizione gli avversari di crederci. Tu devi giocare su questo. La Cremonese sa che il Napoli è più forte, ma il Napoli lo deve dimostrare in campo. Se il Napoli subito metterà le cose in chiaro a Cremona dicendo noi siamo il Napoli, noi veniamo qua a fare la nostra partita dominando, poi magari non segni, magari finisce 0-0 perché loro si chiudono, ma devi metterti subito nei binari, quantomeno mentali, di dimostrare la tua superiorità. Se vai lì e fai un primo tempo in cui giochicchi, palleggi, giocate spettacolari fine a se stessi, cioè non aggredisci subito la partita, rischi poi di restare scottato, perché la Cremonese, come dicevi giustamente tu caro Vincenzo poco fa, è vero, è penultima in classifica, ancora non ha vinto. Io qualche partita della Cremonese l'ho vista e non gioca manco male questa squadra. Paga lo scotto, secondo me, della neopromossa, di trovare forse ancora qualche uomo simbolo che ti possa fare la differenza con qualche giocata. È una squadra che non gioca male, è una squadra che dà anche una verve un po' più offensiva al suo gioco. Questo potrebbe favorire sicuramente il Napoli. Chiaro, ma non mi aspetto una Cremonese che viene a pressare come l'Ajax sulla tre quarti del Napoli o come il Torino. Quindi sarà una tipologia di partita diversa, soprattutto se poi consideri che ci saranno determinati cambi nel Napoli. Questo non vuol dire che chi subentra è meno forte, semplicemente cambia un pochino quelli che sono gli equilibri. È la classica partita trappola da non poter assolutamente sbagliare. Sempre Gazzetta dello Sport afferma che questo è il calciomercato migliore anche rispetto a quello dell'era Benitez, quando arrivarono quelli che furono definiti scarti del Real Madrid e che poi hanno permesso al Napoli di campare circa 10 anni praticamente, qualche anno in meno. Appunto, lo sai quando lo giudichi il mercato del Napoli di quest'anno? Tra 10 anni. Non dico tra 10, però tra 2 o 3 anni lo giudichi. Non vero, lo giudicare presto. Adesso dopo 8 giornate. Sicuramente tu, allora, se lo giudichi adesso nell'impatto, devi dire 10, che devi se dire? Lo giudichi nell'impatto Chiaro. immediato e dici ok, il mercato di Benitez dopo 8 partite dove aveva portato il Napoli, il mercato di Giuntoli di quest'anno dove ha portato il Napoli, io ti dico effettivamente l'impatto anche per il cambiamento quest'anno è stato più importante. Però da dire poi in totale che il mercato del Napoli all'epoca di Benitez, che ha portato poi anche a questo mercato paradossalmente, perché quei giocatori poi ti hanno concesso non solo sul campo ma anche extracampo un salto internazionale, questo mercato lo puoi valutare tra 2 o 3 anni. Cioè quando il Napoli si preparerà, tra virgolette, dei vari Kvaratskhelia, dei vari, che ne so, Anghissà o altri, eccetera, eccetera, allora lì dirai ok, questo è stato il mercato migliore della storia del Napoli, che non solo ti ha portato, ci auguriamo, a dei risultati importanti, ma anche poi extracampo a un guadagno che per il Napoli, inteso come società, resta fondamentale. A proposito di calciomercato, in apertura dicevi benissimo, il Napoli forse sfrutta anche un po' l'entusiasmo, perché in questo momento credo, mi metto nei panni di un calciatore, è ancora più bello essere un calciatore del Napoli in questo momento. Quindi sei bello leggero adesso, sei bello leggero, sei bello galvanizzato, sei bello entusiasta, hai voglia di capire dove si può arrivare con questo gruppo e quindi perché non apporre una firma, ovviamente dove le condizioni contrattuali siano soddisfacenti. Non stiamo parlando di favolette, di puffi e di memole, comunque stiamo parlando di cose concrete, quindi è chiaro che i calciatori andranno a rinnovare il proprio impegno, soprattutto qualora ci possa essere un trattamento economico soddisfacente per loro, però dal mio punto di vista credo che l'aspetto ambientale comunque conti e oggi il Napoli in questo momento è sicuramente un bell'ambiente. Andiamo a leggere. I primi a prolungare i rispettivi contratti saranno Lobotka e Amir Rachmani. Il primo ha una scadenza fissata al 2025 mentre l'altro nel 2024. Entrambi rinnoveranno a fronte di un cospicuo aumento che li porterà ad avere un ingaggio da 2,5 milioni netti più bonus. Successivamente c'è il prolungamento di Anghissà in agenda per un'altra stagione ancora fino al 2026. In teoria non ci sarebbe. Oggi scade al 2026. Oggi scade al 2026, quindi ulteriore anno 2027. In teoria non ci sarebbe tutto questo bisogno, no? Però se ti muovi in anticipo, male non fai. E ti aggiungo, ti ricorderai in estate il famoso caso Anghissà, che poi vabbè caso non è,
anche per dare un segnale al ragazzo che se magari doveva avanzare qualcosina economicamente con il Napoli, dice, insomma, facciamo un altro contratto, spalmiamo l'ingaggio un altro anno, e quindi io credo che sia una mossa giusta per il Napoli. Solitamente ci lamentiamo che il Napoli arriva all'ultimo, adesso anche se con grande anticipo, rinnovare questo chissà per un altro anno è sempre un qualcosa di super positivo, quindi mi trovo assolutamente concordo. Per citare un film, diciamo, capostipite della commedia all'italiana, Febbre da cavallo, Giovanni Di Lorenzo, chiamato a sua volta Cavallo Pazzo, se non sbaglio, in qualche passaggio della sua carriera. Lui veniva chiamato Batigol. Era attaccante. Veniva chiamato Batigol. Era attaccante, poi diciamo la metamorfosi. Tra l'altro, cosa ci disse ieri il DS? Che quando lo comprò lo prese come centrale di difesa alla Regina. Poi si capì che aveva delle doti importanti come esterno e fu schierato come esterno a tutta fascia. Esatto, lui quindi ha iniziato attaccante, passato centrale, esterno del centrocampo a 5, terzino. Adesso terzino. Mi manca giusto il trequartista e la mezzala. È il portiere. Poi per il resto ci siamo. Ma come cifre però va notato che stiamo parlando sempre di cifre contenute. Cioè non è che il Napoli adesso sta facendo l'errore del passato, che vai a fare dei maxi rinnovi, aumenti di nuovo il monte ingaggi. Stiamo parlando di stipendi che comunque non superano i 3,5. Sì. Ed è giusto che sia così, la politica è questa, ma infatti occhio a coloro che in questo momento li superano i 3,5. Quindi mi stai parlando di Vittorio Osimhen e di come si dice Irving in italiano? Irving è difficile in italiano. Victor e Victor. Tra l'altro Victor è uscito anche il nome della figlioletta. È uscito il nome, come si chiama? Congratulazioni a Victor Hailey True Osimhen. Spettacolo. Posso leggere la pronuncia? Non lo so se la pronuncia... No, per capire... Hailey dovrebbe essere facile. Guarda che lo trovo. True come verità. True come verità. Hailey True Osimhen. Eccolo qua, vedi il nome è questo qua. Hailey True Osimhen. Il nome della prima figlia di Victor, nata ieri. Io tra l'altro non conoscevo neanche la... No, neanche io, devo dire la verità. È sempre stata molto, diciamo, attenta, bravo a non mostrarsi alle telecamere. A tenerlo, tra virgolette, privato. Quindi ad ogni modo. Fregare, tra virgolette, i giornalisti napoletano non è roba di poco conto. Vero, perché in tanti comunque studiano anche chiaramente gli aspetti privati. A Cremona ci sarà turnover, andiamo agli aspetti di campo. Sì. Potrebbe esserci un cambio al centro della difesa, e qui leggiamo il Corriere del Mezzogiorno. Cambio al centro della difesa. Doppio cambio. Uno tra Ostigard e Juan Jesus. Uno tra Ostigard e Juan Jesus, al posto di? Io direi Ostigard per Rachmani. Ostigard per Rachmani. Emanuele, sei d'accordo, Emanuele Bernardo? Non ti distrarre, ogni tanto ti distrarre. Non ti stava seguendo. Pure ieri sul fatto del regista di Lobotka le ho visto poco, sta facendo la... È bugiardissimo, ma noi la amiamo proprio per questo. Ieri poi sentivo il dibattito su Lobotka, sul regista, il miglior regista. Ci dici la tua. Io mi sono permesso di dire che Emanuele Bernardo. Lo so, l'ho letto, l'abbiamo letto il tuo messaggio. A sinistra tornerà Mario Rui, dopo ti chiedo di Lobotka. Sì. A sinistra tornerà Mario Rui, dovrebbe fermarsi Zielinski, al suo posto potrebbe giocare Ndombele. Sarei d'accordo. Ci sta tutta. Kvaratskhelia a Ciaccatello, Marco Lombardi ce l'ha mostrato con il suo occhio vigile dalla mixed zone della Johan Cruyff Arena, vistosa fasciatura, quindi si suppone una partita di riposo per qui c'è Kvaratskhelia. Poi davanti chi metti? Domenica ci sarà il solito ballottaggio tra Simeone e Raspadori, con Osimhen diventato ieri papà, pronto a rientrare per uno spezzone di gara. Davanti è un bel rebus adesso per Spalletti, non è più problem sicuramente, però Osimhen sarà l'attaccante titolare del Napoli, non a Cremona. Cremona penso sarà convocato e partirà dalla panchina. Col Bologna sì però. Bologna, pure con l'Ajax in Champions già. Con l'Ajax potrebbe mettere un po' di minuti. Oddio, sai, in questo momento con l'Ajax, certo devi fare il risultato, però hai anche la leggerezza dei 9 punti in classifica che ti possono permettere, sai che c'è con l'Ajax, anche gli faccio fare un altro spezzone e lo lancio poi titolare col Bologna, quindi potrebbe anche questo essere
un'eventuale... Eccolo qua, vedi che stava facendo Emanuele Bernardo, che tu Non è non vero, la ce fai. l'aveva già pronta. No, la Ce stava l'aveva già ultimando. pronta. Non è possibile che non ti È uno difendo io smargiasso. qua dentro nessuno. È uno smargiasso, l'aveva già pronta e Però ha fatto vedere. non mi hai messo Ostigard, vedi? Qua devo essere Te l'avevo detto che ce d'accordo. l'aveva già pronta. Te l'avevo detto che ce l'aveva già pronta. Ecco, vedi, adesso ghigna quel Sì, Manuel però Bernardo. Meret, io metterei Ostigard al posto di Rachmani per rifiatare un po', far rifiatare un po' Rachmani. Dombele Lobotka chissà, credo assolutamente di sì. E i dubbi sono davanti, perché non so se possa giocare Elmas dal primo, francamente no. Politano torna dal primo, sì. Occhio a Lozano a sinistra. Esatto. Se ti dicessi Lozano a sinistra. Sì, però Lozano a sinistra, io un tridente Lozano, Raspadori, Politano non lo so. Cioè, con Lozano a sinistra ci vedrei più un Simeone. Lo sai? Ci vedrei più un Simeone dal primo. Ma me la devi motivare. Perché Lozano è più uno che va all'1 contro 1 e meno di manovra. Con Raspadori, è vero, con l'Ajax abbiamo visto francamente Raspadori molto più vicino a Kvaratskhelia e molto più campo libero per Lozano. Raspadori in questo momento è on fire, io non ci rinuncerei, anche perché ce l'ho al fantacalcio, quindi francamente... Caro mister, per quindi, favore. Caro mister, vediamo di far giocare Raspigno. Però detto ciò, lo stesso Simeone è in forma, cioè è entrato, ha segnato. No, Io per caratteristiche della difesa della Cremonese, che tende comunque poi a fare densità là in mezzo, proverei inizialmente Simeone, anche se Raspadori può fare tutto, l'abbiamo visto, anche il centravanti, però ha bisogno di un supporto più vicino. Politano tende, diciamo così, un po' più a isolarsi. Se metti Lozano, idem sull'1 contro 1, hai il rischio che Raspadori sia un po' nella terra di nessuno, soprattutto con l'assenza di Zielinski. Quindi a quel punto forse sarebbe meglio avere un po' più di presenza nell'area di rigore e quindi mettere Simeone dal primo. A meno che non metti Raspadori proprio a sinistra, Simeone centravanti avendo recuperato Osimhen e Politano a destra, che sarebbe una soluzione molto più a trazione anteriore. Però in quel caso probabilmente dovresti tenere un po' più, diciamo, fermato un Dombele dal punto di vista degli inserimenti, cioè sarebbe molto importante l'alternanza fase possesso non possesso un Dombele Anghissà. Invece a me Raspadori Lozano, proprio per il discorso che facevi tu, visto che Lozano è uno di quelli che, come dire, non è molto di manovra, no? Crea più scompiglio. O cerca il fondo oppure parte lui senza palla. Però a sinistra a me Lozano. A questo punto proverei proprio con lo stesso Raspadori, capace, abbiamo visto, di innescarlo o almeno di fare una grandissima sponda, quindi per gli inserimenti, sai, il palla avanti, palla dietro e poi chiusura dell'ala. Con Lozano potrebbe essere una cosa che potrebbe funzionare, non lo so, mi incuriosisce. Il Raspadori, Simeone, Politano forse è il tridente, se non recupera Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Lozano è il tridente che mi incuriosisce di più. La partita la devi attaccare a Cremona, non puoi aspettarla, devi attaccarla subito. E un tridente del genere, francamente, lo vedrei bene. Raspadori. Così facciamo contenti tutti i fantacalcisti che hanno sia Simeone che Raspadori e altro. Oh no, Emanuele. Vabbè, saranno tristi poi quelli che hanno Lozano. Saranno tristi quelli che hanno Lozano. Qualcuno va scontentato, alla fine i posti puoi sono giocare in 11, sei davanti, quindi, esatto, sono 11 che devono andare in campo, anche se con le 5 sostituzioni ma lasciamo stare il tutto un po' fantacalcio, più vedi, bello. Raspadori fa 2 gol in Champions, c'è chi ha Rabiot e Vlahovic, per esempio, e in Champions hanno fatto 2 gol in campionato, niente, quindi qualcuno devi scontentare, secondo me ci sono 2 punti. Ci hai fatto caso che è uscito Ostigard? È uscito Ostigard, Ci hai fatto caso? ma io non vedo bene. Ci hai fatto caso che a un certo punto, tac, Magia. è quasi magia. Il vero Potter ce l'abbiamo in ce l'abbiamo cabina di noi regia. a Calcio Napoli 24 live, grazie al nostro Emanuele Bernardo. Comunque di questa Tra formazione, l'altro Emanuele, lo sai, giri, ne restano 2. lo sai che sei apparso qualche volta in diretta qui a CN24 live mentre eri ad Amsterdam? Sì. C'erano, a parte insomma che eri sempre con noi e ci sta anche col Santino in regia, però dico, pure lo faremo vedere il Santino. il Santino in regia è bellissimo. No, dicevo all'Amsterdam Arena, mentre Marco Lombardi girava splendide immagini, ogni tanto usciva il suo fantasma di Emanuele Bernardo, quindi per i più attenti che hanno proprio voluto vederti, qualcuno l'ha anche riconosciuto. Qualcuno l'ha riconosciuto, qualcuno ti ha riconosciuto, caro Emanuele Bernardo. Sei come liberato, hai perso la tua maschera. Andiamo al telefono, anche se arrivano intanto degli aggiornamenti molto interessanti. Il primo, Suning
sull'orlo della bancarotta. Ah, così proprio. Questo sembrava l'impero cinese. L'impero cinese è uno dei 3-4 uomini più ricchi della Cina, pronto a comprare non solo l'Inter, ma tutto il territorio italiano, strade, ponti. Sull'orlo della bancarotta sta crollando l'impero di Zhang. Questa è una notizia che lascia attoniti. Su Link.com è sull'orlo dell'insolvenza. Per molti anni ammiraglia della galassia Zhang, con migliaia di negozi, e adesso presenta debiti scaduti verso i fornitori per 4 miliardi di euro. Spiccioli. Potrebbe avere delle conseguenze dal punto di vista sportivo anche sull'Inter? Forse è un po' troppo presto. Non lo so, sull'Inter non lo so, però certamente credo che sia costretto a vendere. E da qualche parte dovrà rientrare di questi 4 miliardi, no? E considerando che il calcio è dimensione, per quanto riguarda Suning e Zhang, marginale, mettiamola così, seppure ha cercato questa espansione, soprattutto essendo anche un investimento lontano dai confini cinesi, che in questo momento viene visto di cattivo occhio tra l'altro dal governo cinese. Se tanto mi dà tanto, credo che Zhang stia comunque cercando degli acquirenti per la cessione dell'Inter. Torniamo a parlare di Napoli, lo facciamo con Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salvatore, come stai? Ciao Salvatore. Buongiorno a tutti. È un piacere risentirti. Se il Napoli vince io sto bene, sto ancora meglio. E quindi stai in bocca. Questo è un refrain che diciamo Esatto. tutti, vedi? Questo è incredibile come siamo tutti sulla stessa lunghezza. Come va? Bene, se il Napoli vince siamo tutti più felici. Ed effettivamente è un qualcosa che ci accomuna. Noi che viviamo di Napoli deve essere per forza così. Sì. Ci sta, Perché ci sta. poi e anche voi, no? Perché Chiaro. comunque quando si vince la gente vi guarda, vi ascolta, vi legge. È anche più facile lavorare, Salvatore, diciamoci è la anche verità. più facile lavorare, esatto. E allora come proseguire su questa falsariga? I rischi, secondo te, della prossima partita contro la Cremonese, Salvatore, quali sono? Io credo che la tristezza, tra virgolette, di Spalletti nel Abbiamo dei problemi di linea. Aspetta Salvatore, ti abbiamo perso per qualche secondo, forse sei in galleria, può essere? Non lo sappiamo, non lo sapremo, No, forse un lo po' di sapremo tra problemi qualche di- minuto. Come mi sentite? Adesso Ora sì, meglio. adesso sì. È stato un fuoco di paglia però. Proviamo a risettare il collegamento Vai, Emanuele, con pensa tu. Salvatore Cagliazza del Roma. Intanto leggo qualcuno dei vostri messaggi. Caspiterina, uno dei nostri telespettatori più assidui come Raffa Piopaldano scrive: Zerbin non mi convince. Spiegaci di più, Raffa, spiegaci di più, perché secondo me invece può far molto, può crescere tantissimo, può diventare un calciatore che davvero possa dare un contributo fattivo alla stagione del Napoli. Salvatore, ci senti adesso? Sì, vi sento. Eccoci, stavi dicendo. La strada qui a Benevento che i cugini non ci fanno parlare bene, capito? Beh, però Per ci una si vuole questione bene, di dai. nervi. Soprattutto quando le cose vanno bene ci si vuole bene. Esatto. No, dicevo che comunque il comportamento di Spalletti nel post gara con l'Ajax non era voluto, ma era studiato, nel senso che l'ha fatto proprio per mantenere bassa questa voglia matta di vivere un momento magico e concentrarsi poi sulla sfida con la Cremonese, perché poi scendere dall'Europa e calarsi in una competizione come il calcio italiano, e soprattutto contro una piccola che comunque non verrà a giocarti in faccia, no? Perché soprattutto dopo aver visto quella partita in uno stadio, lo Zini, che sarà sold out, non c'è un biglietto neanche a pagarlo d'oro, e quindi bisognerà essere non extraterrestri come lo è stato il Napoli, ma terrestri, in modo tale da stare allo stesso livello della Cremonese e batterla. Sì, Salvatore, in tal senso, prima stavamo provando a capire qualcosina in più di un inevitabile turnover che Spalletti andrà ad attuare, visto anche qualche acciacco, nulla di grave fortunatamente, per diversi titolari di questo Napoli. Ci aspettiamo un cambio sicuramente per reparto, forse due in attacco, vale a dire quello di magari Ostigard per Rachmani, il ritorno poi di Mario Rui, magari è il momento di vedere Ndombele dal primo, visto che Zielinski è uscito
nell'intervallo di Amsterdam. Poi i grandi dubbi sono in attacco, perché rientra Osimhen che si dovrebbe accomodare in panchina, Kvaratskhelia non al meglio, Politano scalpita. Io poco fa ho provato a suggerire anche una soluzione: Raspadori a sinistra, Simeone centravanti e Politano a destra. Vorrei sapere anche la tua. Non sarebbe male, anche se poi Elmas, che ormai sembra essere il sostituto di Kvaratskhelia, quando è che lo fai giocare? Questo anche è vero. Comunque io credo che almeno 5 cambi ci saranno, li hai detti tutti tu. Credo che questo dubbio Raspadori-Simeone ci resterà fino alle ore 18, anzi 17, quando conosceremo la formazione titolare del Napoli di domenica, perché poi con la Cremonese che non si apre, Simeone farebbe il loro gioco, quindi Raspadori che porta fuori i difensori e magari fa entrare gli esterni potrebbe essere una soluzione importante, ma è tutto da vedere. Io mi auguro che Napoli possa cavalcare quest'onda magnetica che sta vivendo per dare un altro schiaffo alla sua stagione di Serie A, in modo tale poi di andare a chiudere il discorso degli ottavi di finale mercoledì a Maradona contro l'Ajax. Facciamo un'ipotesi, Salvatore. Da qui a qualche mese, scontro decisivo, Napoli-Milan. Salvatore Gaiazza deve scegliere la prima punta. Chi mette là davanti? Osimhen, Raspadori o Simeone? Osimhen è un grande attaccante, ragazzi. Fortunatamente, i nuovi arrivati ci hanno tolto le castagne dal fuoco, perché l'anno scorso, se vi ricordate, non è stato facile, anche perché Mertens aveva delle difficoltà anche lui post-operatorie. C'era comunque Petagna che si dava un bel da fare, però non era un grande uomo d'area, e quindi Napoli è andato in difficoltà. Quest'anno fortunatamente con Raspadori e Simeone le cose sono andate per il verso giusto. Non sempre accade, quando prendi degli attaccanti nuovi si integrano bene e fanno il loro dovere. Io credo che la prima punta, adesso che starà bene Osimhen, sarà sempre lui, però hai delle certezze in alternativa come Raspadori e Simeone, che non ti fanno venire strani pensieri quando dovrai sostituire eventualmente Osimhen o affiancargli uno dei due. Capitolo mercato, il Napoli prepara altri 4 rinnovi e questo è il momento, battere il ferro finché è caldo. Un grande entusiasmo può portare anche a dei rinnovi, diciamo così, più agevoli, delle firme che possono arrivare più facilmente, secondo te? Sì, credo di sì. Zerbin era giusto per il portiere avere questa possibilità, perché l'ha dimostrato. Certo, è biennale, di solito non succede così, è almeno quadriennale, ma a quanto pare è stato deciso così per capire bene poi fra 3 anni che cosa succede. Tutto chiaro. Grazie mille Salvatore per essere stato oggi con noi, un abbraccio. Grazie. Salvatore Gaiazza del Roma. Riccardo, ti tocca adesso. Che cosa? La tua opinione sul discorso Lobotka che facevamo ieri. Io dicevo, forse lanciandomi un po' troppo, Lobotka fa il titolare in qualsiasi squadra al mondo oggi. Adesso, dopo aver visto anche un po' riguardato gli organici, anzi già ieri, ho detto forse è giusto in 2 o 3. Forse è giusto in 2 o 3 non fare il titolare. Per il resto, tolte quelle 2 o 3 squadre che abbiamo individuato ieri, Lobotka fa il titolare ovunque. Allora, non voglio fare democristiano o altro, però è un discorso che non può scindere, diciamo così, non può arrivare a una verità assoluta, globale, perché ci sono troppi fattori che vanno a modificare, perché ci sono giocatori che in un club possono rendere A e in un altro, seppur con lo stesso sistema di gioco, per dirti, possono rendere B. Io dico che Lobotka in questo momento, insieme ad Anghissà, è il vero giocatore fondamentale del Napoli, perché
dal punto di vista del centrocampo è lì che si decide di fatto la partita, e in questo momento se io devo indicare 2 giocatori fondamentali sono prima Lobotka, anzi prima Lobotka, poi Anghissà e poi solamente Kvaratskhelia. Se tu mi dici Lobotka giocherebbe titolare in questo momento in tutti i club del mondo, allora escludiamo quelli col centrocampo a 2, dove a me Stanislav continua a non convincere al 100%, perché farebbe un po' più di fatica. Nei top club europei non lo so, in un Real Madrid non me ce lo vedo titolare in questo momento Stanislav. In un Barcellona forse... Io al posto di Busquets lo faccio giocare oggi. Diversi però. Sì, è chiaro che sono diversi. Diverso quello che chiede Xavi, cioè perché Busquets non è colui che ti inizia tra virgolette l'azione, che te l'ha imposta. Bravo anche in quello però, sì, nella però gestione del pallone soprattutto, sì, nella ma copertura. è un'altra tipologia, perché non ti dà il passo, non ti dà la pulizia del passaggio Busquets, quindi non lo so. Dico che in questo momento sicuramente è tra i migliori, facciamo 10, ma forse anche qualcosina Io in faccio più, anche 5. 7 o 5 centrocampisti in Serie A. Io resto alla Serie A, perché poi fuori io non so tutte le squadre poi come intendono il calcio, cioè in questo momento secondo me un Lobotka potrebbe far bene nel City, magari va da Nagelsmann e Nagelsmann non lo apprezza. va in Germania, dove in Germania devi essere anche molto fisico, non solo bravo. Lobotka è migliorato tanto dal punto di vista fisico, però cioè io in Germania secondo me farebbe un po' fatica Lobotka. In Serie A, se io penso ai centrocampisti che in questo momento ci sono in Serie A, vedo Milinkovic-Savic, per me resta il miglior centrocampista che c'è in Serie A. In senso assoluto sì. C'è in questo momento sicuramente Anghissà, dal punto di vista della completezza del gioco. Però guardiamo i vertici bassi. Guardiamo i vertici bassi, e chi l'unico che posso potrebbe mettere Brozovic, Benazer, ti posso mettere Brozovic. Tonali fa un lavoro diverso, non fa forse proprio Brozovic se la può giocare con Lobotka, ma ad oggi sì, io tra i Brozovic due, e Lobotka, io ad sì. oggi proprio contro l'Ajax, però per me c'è l'importanza che ha Lobotka per il Napoli, ce l'ha Brozovic nell'Inter, e soprattutto Brozovic gioca in un centrocampo molto diverso da quello del Napoli, un centrocampo a 5 dove magari ha meno spazi, ha delle impostazioni differenti, però è un giocatore simile da questo punto di vista per l'importanza specifica che risiede. Tu mi chiedi se gioca titolare in tutti... Cioè se Lobo va a Milano chi gioca? Brozovic o Lobo? Brozovic. Gioca Brozovic, ti devo dire la mia, ti devo dire... No, stavamo parlando di centrocampisti in generale, ragazzi, non Milinkovic, cioè stavo parlando di centrocampisti in questo momento più forti in Serie A, non diciamo registi. Registi si va ancora più a parte Emanuele Bernardo, si va ancora più a restringere il circo. Parlavamo di centrocampisti in generale in Serie A, quelli che a me piacciono di più. Ripeto, in Serie A sì, in Inghilterra secondo me già farebbe un po' più fatica Lobotka, quindi non ti posso dire che giocherebbe in non so, l'80% delle squadre titolari, cioè ci sono troppi fattori che vanno a sfasare quello che è il mio ragionamento. Di certo ti posso dire che al momento è uno dei 5 centrocampisti più forti in Serie A, più decisivi, ecco, per le proprie squadre, per le sorti delle proprie squadre, che poi, ti ripeto, in ogni squadra un calciatore che magari valeva 100 da una parte, e a Napoli ne sappiamo qualcosa, da un'altra parte vale 5, cioè vedi Koulibaly qua era fondamentale, con il Chelsea sta faticando molto, quindi non è detto che poi se vai da un'altra parte ottieni lo stesso risultato. Poi se si vuole parlare in senso, diciamo così, generico, il discorso cambia, però io resto sempre sui fatti. Raggio di Stella scrive: col Toni Kroos attuale fidatevi che Lopo giocherebbe pure a Madrid. Ecco, vedi, mi piacciono queste posizioni estreme. No. Sì, Brozovic, staccato Vanni, non è il giocatore per Brozovic forte ma Lopo più forte. Ragazzi, allora io su Toni Kroos non sono d'accordo. Fate i tifosi ed è giusto che facciate i tifosi, sì. Ed è giustissimo che facciate i tifosi. Io lo chiedo anche ad Alessandro Marrazzo, poi dopo glielo chiediamo ad Alessandro. Può venire Alessandro un attimo Lobotka, Ale, secondo te? Allora, Lobotka a Milano. Lobotka a Milano. Chi gioca titolare? Brozovic o Lobotka? Lobotka a Milano. Nel senso, Lobotka va a giocare all'Inter. Chi fa il titolare? Brozovic o Lobotka? Abbiamo messo in difficoltà. Il Lobotka di oggi, signori. Metto ancora Brozovic. Allora mette Brozovic. No, metti ancora, metti per adesso ancora Brozovic. Per adesso Brozovic, poi diciamo. Ci sta, per adesso ci sta.
Sì, ecco, sì. ci siamo anche per il prossimo collegamento. Belli, vedi i collegamenti dalla redazione? Hai visto? Ci Sono mancava. bellissimi, non ve li facevamo da un sacco di tempo. Andiamo di nuovo al telefono e diamo il buongiorno ad Andrea Ferrari di Cuore Grigio Rosso. Ciao Andrea, grazie per essere oggi qui con noi, come stai? Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito, tutto a posto, grazie, spero anche voi tutto bene. Tutto bene, ci racconti, immaginerai ovviamente che qui a Napoli si viaggia sulle ali dell'entusiasmo, dopo un risultato storico, un 6-1 rifilato in casa dell'Ajax, il prossimo avversario del Napoli però è proprio la Cremonese di Mister Alvini. Allora ti chiedo innanzitutto come la sta preparando il tecnico della Cremonese, evidentemente ormai mancano poche ore, se puoi aiutarci anche con la probabile formazione dei grigiorossi. Beh, allora sì, sicuramente sappiamo che Napoli sta venendo da un ottimo periodo di forma con queste 7 vittorie di fila per campionato e Champions ed è la squadra che, lo avete letto anche nelle dichiarazioni del direttore sportivo Giacchetta, del consulente strategico Braida, che è una squadra in questo momento quasi ingiocabile, che fa paura un po' a tutti, e adesso c'è questa partita contro la Cremonese che sicuramente si prepara da sola quasi, perché comunque sfidando in un big match da capolista è naturale che le motivazioni saranno molto alte, per quanto i valori in campo naturalmente saranno differenti, perché parliamo comunque di una squadra, la Cremonese, che fin qui ha raccolto molto poco, non ha ancora vinto una partita, lo stadio Zini sarà completamente pieno e non lo vedevamo sold out dallo scorso secolo, perché è la prima volta che sarà sold out nel nuovo millennio, per questa partita di Serie A molto importante. E sicuramente mi aspetto da parte della Cremonese un approccio giusto alla partita, saranno sicuramente molto carichi per mettere il bastone fra le ruote a questo Napoli, non sarà semplice e bisogna fare in modo che tutte le cose vadano per il verso giusto da parte dei grigiorossi e bisogna sicuramente limitare quelli che possono essere i danni, visto che abbiamo visto un Napoli stellare fino all'altro giorno. Ecco Andrea, sicuramente io qualche partita della Cremonese l'ho vista, come dicevamo poco fa, credo che andiamo molto vicini alla verità se diciamo che fino a questo momento la formazione di Alvini abbia raccolto anche meno rispetto a quello che meritava, soprattutto dal punto di vista del gioco espresso. Forse paga lo scotto appunto di essere una neopromossa con alcuni meccanismi, compresi anche gli arrivi dei nuovi, ancora non ben oleati, però è una squadra che ha un'identità precisa e che Alvini giustamente, una volta incassata anche la fiducia da parte della dirigenza, sta continuando a portare avanti. Però ti voglio chiedere, tu che ne sai sicuramente più di noi, quali sono le problematiche in questo momento maggiori della Cremonese? Come mai esprime comunque un buon calcio fino a questo momento, ma poi non riesce ad avere quei risultati che forse meriterebbe? Allora, diciamo che la Cremonese è cambiato un po' all'inizio stagione, sia come sistema di gioco che come atteggiamento, perché è vero, le prime partite sono state molto buone a Firenze, a Roma, contro anche avversari di rilievo e non ha portato a casa nulla, nonostante un buon calcio, tante occasioni create. Poi ci sono state alcune partite, comprese quelle in cui la Cremonese comunque ha fatto punti, perché per esempio col Sassuolo in casa o a Bergamo con l'Atalanta, in cui in realtà non ha giocato nel migliore dei modi, ha creato poco, ha sofferto anche molto gli avversari, subendo tante occasioni, però alla fine è riuscito a portare a casa lo stesso un risultato positivo. L'unica partita, anche Alvini dice questo, che la Cremonese ha sofferto più di tutte è stata quella con la Lazio, in casa, persa 4-0, lì proprio non c'è stata partita fin dai primi minuti. E poi è arrivata questa partita contro il Lecce, in cui la Cremonese ha fatto molto meglio del Lecce, meritava sicuramente qualcosa in più, è arrivato solo un punto e qua dicevamo è cambiato anche il sistema di gioco, che probabilmente prima mi chiedevi la probabile formazione, non te l'ho detta, però dovrebbe essere ancora un 4-2-3-1. Prima Alvini fino alla partita precedente utilizzava un 3-4-1-2 o 3-4-2-1, mentre in questo caso dovrebbe riproporre anche contro il Napoli 4-2-3-1. Le difficoltà maggiori sono sicuramente derivanti dal fatto che subisca troppi tiri in porta e abbia invece poca qualità tra il centrocampo e l'attacco, cioè riuscire a servire nella maniera più corretta le punte che ha a disposizione. Fa un po' di fatica. Nell'ultima partita ha giocato con 2 play, Castagnetti e Ascassibar, proprio per cercare di dare alla manovra qualcosa in più. E infatti si è visto, sono arrivate più occasioni e la Cremonese dall'altra parte ha sofferto anche meno, quindi
crediamo che possa continuare così anche dalla parità contro il Napoli in avanti. Ecco, paradossalmente Andrea, se dicevi che è la squadra che subisce di più e arriverà allo Zini la squadra che crea di più invece per quanto riguarda i tiri in porta. C'è da aspettarsi qualche sorpresa di formazione in attesa anche poi di quelle che sono le conferenze stampa? Parlo ovviamente degli uomini che poi Alvini sceglierà di mandare in campo. Ma allora, certamente in questo 4-2-3-1 bisogna capire chi farà il terzino destro. Per Nicola è favorito su Ghiglione perché ha una velocità maggiore anche nello stretto, quindi potrebbe essere lui a marcare insieme a chi raddoppierà naturalmente che Kvaratskhelia, quindi ci dovrebbe essere lui da quella parte. Ecco, infatti sarà importante capire anche fronte Napoli, lo dico anche per voi, però immagino che lo sappiate molto bene, visto che la squadra a disposizione di Spalletti, che ci saranno anche dei raddoppi da parte di quelli che sono gli esterni alti del 4-2-3-1 della Cremonese, quindi da una parte Zanimacchia e dall'altro Chereche. Novità di formazione, secondo me rispetto a Lecce cambierà un centrale di centrocampo, quindi secondo me non giocherà Castagnetti, ma vicino ad Ascasibar giocherà Meite, anche un po' per fronteggiare la fisicità di Anghissà. Quindi credo che sarà lui a posizionarsi, diciamo, a uomo su Anghissà. Per il resto siamo lì, perché Chiriches non sappiamo ancora se tornerà, quindi potrebbe giocare Bianchetti ancora dall'inizio vicino a Lokoshvili in difesa, e poi in attacco dovrebbe tornare Dessers come vertice offensivo al posto di Ciofai. Quindi per il momento altre novità non dovrebbero esserci, in attesa che parli Alvini domani. Ti chiedo a questo punto, Andrea, di un giocatore che sembra un po' paradossale, ma quasi conoscete meglio voi a Cremona che noi a Napoli, vale a dire Gianluca Gaetano, che ovviamente da voi è stato protagonista di quella che è stata l'entusiasmante cavalcata dell'anno scorso, anche l'anno prima aveva giocato con i grigiorossi. Qui invece ha giocato adesso contro è entrato nel finale contro l'Ajax, però ancora sta faticando un pochino a trovare il suo spazio. Ci racconti il Gianluca Gaetano che tu hai potuto vedere a Cremona? Che tipo di caratteristiche ti hanno impressionato più di lui e in che ruolo anche paradossalmente lo vedi più sicuro di sé e più sicuro dei propri mezzi? Beh, noi siamo innamorati di Gianluca Gaetano, perché è stato fra i grandi protagonisti della promozione, è migliorato tantissimo da quando era arrivato ancora a gennaio del 2020, se non sbaglio, quindi 2 stagioni e mezzo importanti, in cui ha anche trovato la via del gol molto spesso. Diciamo che ha avuto anche la fortuna di trovare degli allenatori che gli hanno dato sempre continuità, sempre, anche quando magari era in un periodo un po' negativo, in cui faceva 5-6 partite non nel migliore dei modi, aveva subito anche qualche critica. Comunque ad esempio Pecchia è stato uno di quelli che gli ha dato sempre fiducia e l'ha fatto sempre giocare nel ruolo di trequartista l'anno scorso. Quindi avevamo conosciuto un giocatore che ha cambiato tanti ruoli, molto continuo, che è cresciuto molto anche come uomo, perché poi alla fine ha fatto su famiglia a Cremona in questi anni, nonostante sia giovanissimo, quindi anche da quel punto di vista è cresciuto tanto. E lui ha fatto più ruoli, io lo vedo molto bene, trequartista centrale, però anche quando è stato schierato in alcune occasioni nei 2 di centrocampo, quindi davanti alla difesa, ha fatto bene, quindi in realtà lo vedrei meglio al centro del gioco, quindi davanti alla difesa o trequartista, e non come invece altre volte è capitato esterno largo a destra o da mezzala. Proviamo a dare una mano a Spalletti, no scherzo, ma se dovessi chiederti dell'uomo più pericoloso in questo momento da cui guardarsi nella Cremonese, chi è? Ma allora in questo momento è difficile. Credo Zanimacchia, perché schierato esterno destro e non trequartista centrale è il suo ruolo naturale. L'anno scorso è stato determinante nella promozione della Cremonese in quel ruolo lì, ed è uno che ha delle sgasate importanti sulla fascia e ha un'ottima tecnica, un'ottima qualità, e quindi io vi direi Zanimacchia, sì. Dopo bisogna vedere anche Dessers come sta, perché in teoria è l'uomo più importante di questa squadra, anche per quello che è stato pagato, per quello che ha fatto vedere anche l'anno scorso in Olanda, Dessers appunto, e deve ancora sbloccarsi, fin qui ha trovato qualche difficoltà di troppo.
Concludiamo il collegamento con te come abbiamo concluso il collegamento ieri del DS, con il DS della Cremonese. Alvini è tranquillo del suo posto? Ma non sono neanche mai uscite notizie o possibilità comunque che potesse essere in dubbio. Non credo che con una sconfitta possa essere in discussione. La Cremonese ci punta moltissimo. Non credo sia ancora il momento di parlare di posizione traballante, per quanto è inevitabile che con così pochi punti un po' di riflessioni vengano fatte, però bisogna anche ricordare che il gruppo è completamente nuovo e che fin qui sono state sfidate squadre tutte di alta classifica. L'unico scontro diretto di queste 9 partite è stato il Lecce settimana scorsa e basta, quindi un mix un po' di varie cose, e ci sembra proprio che in ogni caso Alvini abbia in mano la squadra, quindi non ci sono in questo momento le possibilità che possa essere esonerato. Tutto chiaro, grazie mille Andrea per essere stato oggi con noi. Grazie mille a voi, buona partita, buon campionato. E buon Cremonese Napoli anche a te. Salutiamo Andrea Ferrari di Cuore Grigio Rosso e leggiamo qualcuno dei vostri messaggi. Si stanno scatenando, io lo sapevo che si scatenavano. Mi piace il dibattito, mi piace quando uno esprime la propria opinione e lo fa argomentando. Un partito preso, che sia ragionato. Ma infatti in tanti dicono anche qua pare che per dire che Brozovic in questo momento è meglio, ma tu sei di Napoli, sei calcio Napoli 24, come ti permette? Lesa maestà. No, non funziona così, ragazzi. Che altrimenti dobbiamo dire tutti, e allora ancora con queste robe, siete Zanoli tifosi, è più forte di, non lo so, di Dest, oppure Meret è più forte di Maignan, mettiamola così. Signor, io lo do per scontato che chi vi parla qui no, lo perché fa perché sembra dice che quello se che si pensa. dice che un giocatore non trae, allora il Napoli dovrebbe vincere tutto l'impossibile, Io Champions, qui mi sono triplete, permesso di dire, a quadriplete. Calcio Napoli 24 TV mi sono permesso di dire, per me Ronaldinho al top è quello che più si avvicina a Maradona. Ronaldinho al top è quello che più si avvicina a Cosa? Com'è possibile? È lesa maestà, non esiste. Signore, Ronaldinho al top è quello che si avvicina di più a Maradona. Ti dico sempre Leo, ti dico sempre Messi. Sì, dico Leo però per continuità. Però secondo me Sì, il Ronaldinho sì. di quei 2-3 anni di quei 2 o 3 anni era è ingiocabile. inarrivabile. Era ingiocabile. È inarrivabile per tutti gli altri ed è quello che più si avvicina a Maradona. Certo, E l'ho aggiunta di più dal punto di vista dello spettacolo in campo. Dal punto di vista dello spettacolo in campo, anche lì, lì ci siamo quasi. Sì, no, per carità, come spettacolo in campo sì, poi dipende da che tipologia Come di spettacolo. giocoliere, sto parlando proprio di ti giocoliere, piace, sto come parlando di giocoliere col pallone. Io se devo pensare a uno che mi trascina in campo, penso al fenomeno. Il fenomeno quello Però faceva. meno giocoliere di Ronaldinho. Meno giocoliere, però quelli cioè a me piace il giocatore che strappa, il giocatore che ti dribbla, che ti lascia sul posto. Io per questo, sai, Leao stesso. Vabbè ragazzi, facciamo un dibattito alla volta però, io stavo solo dicendo che non andiamo di certo per partito preso a CN24, ognuno esprime le proprie opinioni, poi che siano o meno a favore del Napoli è indifferente. Poi se un'opinione diversa da un'altra non è che bisogna andare a attaccare chi dà un'opinione diversa dalla nostra, quindi sempre rispetto di quella sì, è quella. C'è C'è chi dice per esempio... Stavo leggendo, ti stai permettendo di criticare Lobotka. Esagerati ragazzi, che cos'è? esagerati, andiamoci Ma chi l'ha criticato Lobotka? Allora, Stiamo dicendo che è imprescindibile per il Napoli. Ciro P dice: Brozzo è più intelligente dal punto di vista tattico, Lobotka più veloce, ma non è un perno del Napoli così come Brozovic lo è dell'Inter, della serie. Brozovic l'Inter lo sostituisce più difficilmente rispetto a come il Napoli sostituisce Lobotka. Oggi non lo so. Anche noi abbiamo oggi non problemi a sostituirlo. Tutto bene Demme, vediamo come torna. Bella teca di cristallo attorno a Lobotka, perché ragazzi in questo momento è insostituibile. Francesco L. Lobotka mai un'imbucata nemmeno a pagarlo. Non gioca in verticale. Diverso, invece però Lobotka è diverso. Lobotka più che l'imbucata, a parte la pulizia del primo passaggio, Lobotka si imbuca lui col pallone molto spesso, quindi Lobotka non cerca il filtrante, cioè non cerca la palla verticale magari alle spalle, non ha l'assist finale, mettiamola così, però ha un'altra tipologia di gioco, cioè Lobotka ti spacca in due il pressing, perché Lobotka o con il passaggio o mandando a vuoto l'avversario, palla al piede in mezzo a due, lì ti spacca il pressing, quindi è una essere fondamentale in maniera diversa. E se poi alla Lobotka ci metti anche il passaggio filtrante, il tiro da lontano, ragazzi, diamogli il pallone d'oro e abbiamo Modric, cioè il Modric di quando aveva 24 anni, quindi
qualche pecca concediamola pure all'Obbo, no? È bello che discutiamo, sono d'accordo. Michele dice, vuol dire che siamo proprio forti. Altro paragone che sta spuntando, dopo Milinkovic, il secondo centrocampista più forte completo della Serie A, c'è chi dice Zambo Anguissa. Milinkovic lo metto davanti a tutti in questo momento, lì in Serie A. siamo tutti d'accordo. Centrocampisti intendete centrocampisti, no? La mezzala, No, la per mezzala, portare- la mezzala, il Milinkovic no. salto. La mezzala, per il momento di forma chissà, è sicuramente tra i top 3. Come altri centrocampisti, esclusi i registi a questo punto, Sì, perché i stiamo vertici facendo bassi stiamo facendo un'altra il paragone con tipologia. Lobo. Anch'issa in questo momento è superiore a Barella. Secondo me è superiore a Barella in questo momento Anch'issa. Concorda pure Alessandro. Sì, forse dopo Milinkovic al momento. Sì, però mi sto dimenticando qualcuno. 100%. Allora, guardiamo ai top. Sto pensando diciamo così. all'Atalanta, però Koopmeiners sta facendo bene, ma non è a livello di Anghissà. No. Pellegrini nella Roma, un po' più offensivo forse. Sì, più però trequartista. diciamo lo sta In facendo. questo momento un po' con più Dybala e trequartista. Zaniolo sta facendo. Quindi Comunque sta facendo meglio Zambù. in questo momento sì. Però io credo i primi 5, se consideriamo mezzali, centrocampisti, ordine sparso, non sto facendo una classifica che poi dipende dai momenti. Milinkovic, Anghissà, Barella, Pellegrini e poi non lo so, ci metto un quinto Bernardo. Secondo Giacchetta, No, ragazzi, il vice di Lobotka. Barella, altro che pompa, Barella è forte, ragazzi, non scherziamo proprio. Cioè Barella è forte. E manca Pogba in questo momento, che ancora non si è visto. Per la gioia di chi l'ha preso al fantacalcio, anche in questo quest'anno non è ingarrata mezza al fantacalcio, io pronto Ti devi affidare a Emanuele Bernardo quando fa il fantacalcio, lui che ne ha vinti. Quanti ne hai vinti Emanuele? Giustamente c'è Zielo, Zero. C'è Zielo. C'è Zielo che ad oggi se la c'è gioca. Zielo. se la batte. Ha ragione Maria Chiaro, c'è Zielo anche. Questi paragoni mi piacciono un sacco, sono divertenti e spero possano divertire anche il nostro prossimo ospite. Direttore Giuseppe Cannella, buongiorno, come va? Ciao caro, buongiorno, ben ritrovati. Bene, grazie. Allora, la nostra chat qui si sta infiammando su un paragone così che abbiamo lanciato in maniera scherzosa. Oggi devi comporre una squadra, devi scegliere un vertice basso di centrocampo. Su chi punti? Su Lobotka o su Brozovic? Ma allora Lobotka sta facendo benissimo in un contesto organizzato con diciamo sulla tattica la sua qualità migliore, no? Nel senso che è una banca, si fa trovare sempre pronto e questa è una situazione molto molto valida. Brozovic sotto l'aspetto dinamico è molto più completo. Nel senso che ha più fisicità, ha più resistenza, a seconda della squadra tatticamente poi vai a utilizzare. Tra i due personalmente preferisco Brozovic. Io in questo momento sono d'accordo con il direttore, aggiungo tra l'altro, ragazzi, Brozovic sta facendo dei campionati a livello altissimo che saranno almeno 4-5 stagioni, cioè quindi anche continuità di rendimento, mentre Lobotka, che noi adoriamo, cioè me compreso, diciamo, è uscito fuori negli ultimi 2 anni dopo essersi un po' perso per varie problematiche. Però direttore, io concordo assolutamente con quello che è stata la tua analisi. Voglio continuare se posso, Certo. In altri interventi sempre all'inizio vi ho sempre esternato la mia, come dire, grande considerazione nelle qualità dell'allenatore del Napoli. Sì. Ho sempre sostenuto, e tu mi sei testimone, che in un aspetto tattico e organizzativo facciamo anche qualche battuta, no? Io ho sempre considerato Mourinho, cioè voglio dire Spalletti il Mourinho italiano, ma per quello che riguarda il suo posizionamento con i media, no? È abbastanza come dire, polemico quando vuole, riesce sempre a stuzzicare tutti, però sotto l'aspetto tattico credo che il buon Spalletti sia veramente qualcosa, è un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Se andate a vedere nella storia di Spalletti è un dato di fatto, è un dato certo che quando lavora per più anni in un contesto riesce sempre a migliorare il prodotto che ha.
più volte è stato detto che se ha una rosa a disposizione che vale una posizione in classifica, lui te la migliore sia nel rendimento che nel valore, ma soprattutto nella posizione. Questa è stata sempre la sua caratteristica. Se lo Lobotka è stato recuperato come tanti altri giocatori, no? Anni Sa è uno che viene dalla Premier League, è retrocesso, era un giocatore di una certa qualità in un contesto dove la qualità, a parte 2 o 3 squadre, non ce l'ha, no? Il calcio inglese è molto fisico, è molto atletico. Il buon Spalletti riesce a migliorare questo prodotto, a dargli quella che è la sua capacità organica notevole, ma tatticamente l'ha migliorato moltissimo. Ecco, quindi questo vale per il Lobotka, che è un giocatore che ha fatto sempre bene in squadre spagnole normali e oggi diventa un giocatore di vertice nel campionato italiano. Direttore, come ha fatto Spalletti, o meglio, vabbè, domanda difficile, però è evidente la crescita del Napoli anche dal punto di vista mentale. Il Napoli che va sotto ad Amsterdam è un Napoli che non si sfalda, che continua a giocare. Forse quel gol arrivato anche un po' in maniera rocambolesca, avrebbe fatto crollare molte squadre, invece forse anche lo stesso Napoli dell'anno scorso, che sembra diverso quest'anno. E allora ti chiedo, visto che l'allenatore è lo stesso, cosa può essere cambiato? Appunto, quello che dicevamo prima. Quando tu fai lavorare e dai, come dire, concretezza al lavoro e stima al lavoro di un tecnico con il suo staff, poi i difetti si migliorano. Dici che è semplicemente un discorso di fatto tempo, nel senso che Spalletti ha avuto più tempo per lavorarci? Certo. E allora invece io ti lancio una provocazione, perché secondo me è più facile lavorare su un gruppo nuovo piuttosto che su un gruppo formato. L'anno scorso esistevano ancora, diciamo così, dei senatori che hanno vissuto una certa epoca di questo Napoli, da praticamente Koulibaly, Mertens, Insigne, da Benitez che indossavano la casacca partenopea. Quindi è evidente che forse plasmare in un certo modo una squadra era, tra virgolette, più difficile per mister Spalletti. Ma è chiaro che quando è stato preso si era già, come dire, confrontato con la proprietà e con i responsabili del mercato e chiaramente si valutava una ricostruzione, no? Perché poi dopo, se si sceglie un tecnico, si va a programmare quello che è il lavoro. Quando poi si è deciso di non rinnovare i contratti, di vendere quello che si poteva vendere, è normale che viene interpellato un allenatore. Ed è normale che un allenatore, avendo la fiducia della società, si assume le proprie responsabilità e va per la sua strada. Questa è una logica nel calcio attuale, quindi Spalletti non dice niente di scontato, no? Nel momento in cui ha avuto carta bianca si è imposto su quello che è il gruppo e chiaramente porta avanti le sue idee, le sue teorie, c'è una rinfrancata giovinezza, no? Un entusiasmo. Quando gli viene proposto un giocatore è chiaro che tu vai dall'allenatore, lo valuta e poi automaticamente si va nel contesto di squadra e si cerca di migliorare. È tutto normale. Quanto vale oggi Giacomo Raspadori, direttore? Ma intanto è stato pagato una bella cifra. In Italia quando vai a prendere un giovane con le sue capacità ti chiedono quei soldi. Vale quando c'è una richiesta, a seconda di chi ti fa una richiesta il giocatore poi ha una valutazione. In questo momento penso che il passaggio di Raspadori dal Sassuolo al Napoli sia stato un miglioramento sia tecnico che di valore del giocatore, quindi qualora dovesse arrivare una richiesta è normale che poi è lì che il giocatore va valutato. Viene il Manchester che te lo chiede, vale 100 milioni. Viene il Verona, scusi se ti faccio questi paragoni, devi recuperare quello che spendi. È la richiesta che fa poi la cifra. Oggi che valore gli dai? Arriva un club che ti chiede notizie e tu a seconda del valore del club fai una richiesta economica. Cioè, quindi lo chiede il PSG, quanto vale? Per ipotesi.
È minimo 80 milioni, il doppio. Poi a scendere c'è sempre Giustamente. Direttore, non farti sentire che secondo me De Laurentiis ti ingaggia come direttore sportivo. No, ce n'ha già una, figurati, lui è bravo nel questo. Lo so. Gli vanno fatti i complimenti a Cristiano Giuntoli per come ha allestito questa squadra quest'anno. È un lavoro che è da 6-7 anni che è a Napoli Giuntoli, no? Quindi considerato che ha la fiducia della proprietà, è normale che avvicendando tutti i giocatori, se andiamo ad analizzare nei 7 anni tutti gli ingaggi e gli acquisti che ha fatto, questo è l'anno che si è riscattato. Ma se vogliamo dire che fino ad oggi è stato diciamo in prima, come dire, con delle grandi qualità, bisogna analizzare il lavoro negli ultimi 6-7 anni. È chiaro che poi maturi, fai esperienza, ti confronti, poi come dire, il mio colpo su qualche errore e poi vai avanti. La fortuna di un direttore è avere la fiducia della società, ma soprattutto poi un allenatore, come indicavamo, che ti esagera la tua scelta e quindi ti prendi valore. Diceva il mio grande presidente, voi quando fate i contratti ai giocatori fate una scommessa, ma poi se sbagliate rimane alla società, no? Rimane l'ingaggio, rimane il costo da ammortizzare, non è tutto rose e fiori. L'ultimo mercato, considerato gli arrivi che sono oggi in prima squadra, il Napoli sta facendo faville, è normale che il merito è anche dello staff che va a prendere i giocatori, no? Però ripeto, per fare un'analisi, quante volte sono state polemiche nei suoi confronti? Come oggi ti dico che ha fatto un grande mercato, sono state critiche e polemiche su quelli precedenti. Direttore, grazie mille per essere stato oggi con noi, è sempre un grande piacere poter parlare con te. Grazie e buon lavoro a voi tutti. A presto e grazie ancora al direttore Beppe Cannella. Vorrei andare al touch perché, no, anzi, prima leggere le parole di Infantino. Infantino ha detto: i mondiali hanno migliorato i diritti dei lavoratori in Qatar. Gianni Infantino, diciamo, difende questa scelta poco, secondo me, gradita al 70% della popolazione mondiale di fare un mondiale in Qatar a novembre e dicembre, dicendo che comunque ci sono stati dei risvolti positivi, no? In questo fatto che i mondiali hanno migliorato le condizioni del Qatar, i diritti dei lavoratori. Vedremo poi chiaramente, come dice Riccardo, certe conseguenze si avranno nel corso degli anni, forse è tra qualche anno che potremmo giudicare davvero gli effetti, l'impatto di una manifestazione come il mondiale che vedete in Brasile che ha combinato, lasciato parecchi scheletri lì in piedi, quindi anche con conseguenze economiche non sempre per forza migliorative. Però questo mi dà lo spunto per inquadrare questo cartello qua. Tu l'hai letto già? Come no? Innanzitutto, è vero, cioè nel senso, siamo sicuri che non sia un falso? Ho aperto questo pezzo. Circola da alcuni giorni un'immagine che sta diventando virale anche in Italia. L'immagine a cui faccio riferimento è questa qui, l'abbiamo vista tutti. Praticamente cosa dice questo cartello? Che il Qatar dà il benvenuto a tutti, però se andate in Qatar non potete bere alcol. Allora voi siete omosessuali, non insomma potete manifestare la vostra sessualità. Immodesti, immagino sia comportamenti poco pudici, profaniti, immagino sia, non lo so, comportamenti contro la divinità, qualsiasi essa sia, not respecting places of worship, quindi chiaramente luoghi sacri, non puoi urlare, musica così, nemmeno, zitto, dating, non puoi uscire con qualcuno. Cioè, se tu vuoi andare a bere una cosa con una ragazza, non lo puoi fare perché non si può fare. Non si può Però fare. dating, in che senso dating? Dating, eliminare Tinder. Dice Emanuele Bernardo che si deve eliminare Tinder dal cellulare.
Cioè, non... Ma nel senso, il dating è una classificazione, non posso andare a bere una cosa, che ne so, con la mia compagna o con un'amica. No, se è una compagna sì, però lì non puoi Ma fare se non dating, è- devi togliere... Scusa, la compagna in questo caso, se non è moglie e altro, in realtà non è, cioè, quindi non c'è un vincolo Dici che non- legale. E quindi che faccio? Non posso Cioè, andare. potete andare in amicizia. Ma che vuol dire? Scusa. Allora, se vuoi andare a bere Io purtroppo qualcosa, puoi rido, però. andare, però No, senza non bacetti. posso bere, è analcolico, non si può bere alcol. Se vuoi bere, non lo so, un'acqua al bar, un succo di frutta, puoi andarci, però senza dare bacetti. Vado in Qatar a bere l'acqua. Se vuoi andare in Qatar. Anche perché lì poi costa pure assai, tra l'altro. Tra l'altro. Ed è vietato fare foto alle persone senza il loro Te permesso. t'arresterebbero Senza dopo il loro Tu permesso. metti piede in Qatar, sei arrestato per direttissima tu. E questo, diciamo, è il cartello che girava. E a questo punto ho cercato un po', ho detto, ma sarà vero? Non è che è una di quelle classiche bufale che circolano su internet? Ebbene, il cartello è un falso. Il cartello è un meno falso. male. Come ci hanno tenuto, aspetta però, come ci hanno tenuto a sottolineare le autorità del Qatar. Un falso che circola apposta per criticare il paese in cui a breve si disputeranno i mondiali. Sia chiaro però, l'ente turistico ha dichiarato che il cartello è falso, ma nella realtà dei fatti la maggior parte di quelli che vi sono scritti sono realmente comportamenti proibiti in Qatar, che configurano reati, quindi conviene starci attenti. Giusto per voler essere precisi, c'è qualche Credo aggiornamento. ci siano delle postille sotto, non è che... Allora, ad esempio, le bevande alcoliche possono essere vendute in bar e ristoranti che ne hanno la licenza, quindi primo falso. Credo tutti, quindi, perché... E alcune limitazioni al consumo di alcolici sono state sospese per i mondiali. Quindi prima bufala. Vabbè, questo, tra virgolette, ci può stare. Allora, per quanto riguarda l'omosessualità, vero, se ci sono dei comportamenti omosessuali in pubblico, essendo reato, potrebbero andare in galera. Questo è vero. Non vi porteranno in galera se avrete le spalle scoperte, Però abbiamo migliorato i lavoratori del Qatar. ma comunque sarebbe meglio Però tenerle abbiamo coperte. però abbiamo fatto 10 passi indietro dal punto di vista della civiltà. Però Infantino, abbiamo migliorato lo Le- stato lavorativo dei dipendenti. Bravo. Allora, perché- guarda sta roba delle spalle Però bravo. scoperte. Allora, non vai in galera se Spalle c'hai le spalle scoperte, tipo la canottiera. Comunque, sia uomo che donna, giustamente. sia uomo che donna, immagino. Ma perché lì la differenza c'è. No, quindi, giustamente dici tu, Emanuele Bernardo quindi dice io voglio girare con la canottiera come gira qui per le strade fa fresco di Casalnuovo, lì, quindi, ma comunque sarebbe meglio tenerle coperte, specie se si entra in palazzi ufficiali o aree di culto. Anche le gambe andrebbero coperte e il rischio è che si rifiuti l'accesso a stadi, bar, ristoranti o altri luoghi. Se c'è la canottiera Emanuele Bernardo tu al ristorante non ci entri. Io non ti farei entrare neanche qui con la canottiera al ristorante, però è un altro discorso mio. Bestemmia e comportamento offensivo. Su questo ci starei molto attento, magari non si fa prendere dal tipo e parte la bestemmia. In Qatar esclamazioni Scusami, in Qatar che no, da noi si lascia stare, sentono normalmente. Le bestemmie sono sempre puoi sbagliate. essere, per puoi carità. essere arrestato. Ma uno fa una bestemmia in italiano in Qatar, che capisce? Cioè dovrebbe bestemmiare in qatariota. No, oppure devi essere sicuro che non ti capiscano. Perché se metti caso qualche Cioè, bestemmi poliziotto però tranquillo, sa un po' di italiano. Porco così. Bene. I luoghi di culto, vabbè, qui ci sta intimità. Eviterei le effusioni in pubblico, possono arrestarvi. Quindi il fatto del dating è vero. È buono per quelli poco affettuosi. È vero. Diritto d'immagine, attenzione a chi o cosa fotografate. Nel caso delle persone chiedete sempre il permesso, nel caso di edifici verificate attentamente che non ci siano divieti, nemmeno gli edifici potete fotografare in Qatar. Se pensano che stai facendo qualche tipo di spionaggio non ci pensano 2 volte, prima ti arrestano e poi ti indagano per decidere se sei colpevole o meno. Perché questo articolo? Non per difendere il Qatar, che come avete visto ha delle regole stringenti, ma per difendere la corretta informazione. Quindi il cartello è un falso. Però, oltre l'alcol, signori, abbiamo capito che praticamente è tutto vero. No ragazzi, non ci stiamo stupendo, perché sono cose che purtroppo conosciamo e delle quali si parla da tempo. Molte persone però non lo sanno, quindi è giusto rendere partecipi tutti. È un abominio per me. Poi io non so nessuno, ovviamente ognuno ha le proprie culture, ognuno ha le proprie restrizioni mentali, che di questo si parla.
L'errore del Qatar è duplice, cioè fare un mondiale in Qatar è duplice. Il problema è che i soldi ora stanno lì e la FIFA è a caccia di denaro facile e quindi si scelgono questi posti. Poi Infantino, che ha la credibilità Di Paperino, la stessa non praticamente. so che credibilità possa avere, così come la FIFA in generale. Può dire quello che vuole, le persone sono intelligenti, sanno perché si è andato a fare il mondiale in Qatar, non per dare una mano ai lavoratori che vanno aiutati, ma in questo modo tu stai dando spazio ad una, chiamiamola cultura, che a me non piace neanche andare a parlare, sai, delle altre culture, perché ognuno è libero di esprimere quella che è la propria cultura, le proprie radici. Però se vuoi fare un passo avanti verso la globalizzazione, verso, tra virgolette, la pace, perché lo stemmino no to racism e roba varia, respect no to racism, lo sapete che l'omosessualità in questo caso, col divieto di esprimere quello che è affetto, quello che è amore, anche verso un'altra persona del tuo stesso sesso, è razzismo. Quindi che facciamo? No to racism e poi vietiamo di esprimere l'amore anche in tutte le sue forme? E allora, cara FIFA, caro Infantino, che tu mi fai una dichiarazione così, francamente vali come il 2 d'oro a briscola quando c'è non lo so, bastoni, non vali niente, zero, totale. Poi viene a fare il paladino della giustizia, no? Però la Superlega questa non la possiamo fare perché è lesiva dei valori dello sport. Anche dalla sedia, tra l'altro. Per me è vergognosa come scelta, ma lo sto dicendo da tanto tempo. Ci sono culture che in questo momento non vanno, tra virgolette, d'accordo con quello che è il resto del mondo, che è la direzione del resto del mondo. Ce l'abbiamo anche in Italia degli esempi del genere, noi dobbiamo andare solamente in Qatar per vedere il razzismo e anche verso, non so, la lotta all'omosessualità e altre forme, eccetera, transgender e altro, cioè, insomma, qui stiamo vedendo di tutto. Purtroppo ci sono persone anche potenti nel mondo che sono rimaste con la mente al 1600 probabilmente, non lo so, alle crociate. Il problema è quello. Come le combatti? Le combatti con... in realtà non le dovresti neanche combattere, partiamo da questo. Però devi portare avanti quello che è la tua voce, quello che è la tua battaglia, senza andare a fare guerre, eccetera, ma molto semplicemente far valere quelli che sono i propri diritti. E anche chi non è direttamente coinvolto deve appoggiare, secondo me, queste scelte giuste. Io non sono omosessuale, per esempio, però io appoggio quelli che sono i diritti degli omosessuali. È chiaro. È che... Perché per me è un'altra espressione d'amore. È normale, cioè io non ci vedo nulla di diverso. Il problema è che molte persone hanno ancora gli occhi foderati di prosciutto, compresi chi sta al vertice, compresi chi è alla FIFA. Perché assegnare un mondiale al Qatar solo per soldi, mettere la pace, no to racism, peace, poi vogliono fare le sanzioni alla Turchia. E poi vogliono fare le sanzioni alla Turchia e fanno vietare tutto quello che abbiamo visto poco fa, francamente non ha senso, parliamoci chiaro, non ha proprio senso. È uscito il report, torniamo a parlare di tematiche più attinenti al calcio giocato e al Napoli, mattinata di lavoro al training center. Emanuele, tutto bene? Perfetto. Lo vedevo. Coprendo le spalle. Perché... Si stava coprendo le spalle. Sì. Si stava coprendo le spalle. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione, Torello ha svolto esercitazioni di possesso palla, situazioni tattiche. Osimhen, eccolo qua, parte del lavoro in gruppo e parte personalizzata in campo. E quindi... Ma lo convocano? Ma A questo punto c'è un gran bel dubbio. Allora, qui fa la classica, mi sembra il Torello, giusto? però sì, se sta facendo, penso, Torello, un po' di ritmo, magari qualche contrasto, non so se ha fatto la partita, dipende che parte del lavoro ha fatto in gruppo. Vero, ha fatto la partitella. Ha fatto la partitella, è convocato. Non è specificato che parte del lavoro ha fatto in gruppo, però qua io vedo non solo il Torello, questa è la partitella, Sì, infatti sono le casacche. E quindi se vedi, fai vedere l'immagine quella là di Osimhen di prima. No ragazzi, questa è partitella, non è Torello. Quindi verrà convocato secondo me. E probabilmente potrebbe giocare qualche spezzone Vediamo, sicuramente domani si saprà qualcosina in più per la rifinitura. Spalletti poi
vediamo se parlerà in conferenza stampa, però secondo me quantomeno tra i convocati può rientrarci. Secondo te abbiamo anche qualche indicazione sulla formazione? Per esempio sulla casacca, vediamo Rachmani con la casacca. No, qui si prova solitamente attacco, difesa, Rachmani con Osimhen. Dipende il Fratino. No, ovviamente non gioca Gaetano, Rachmani però Ostigard là non ha la casacca, vedi? Rachmani in questo caso non ha più la fasciatura, però c'ha questo tutore, chiamiamolo così. Sorta di tutore sotto al ginocchio, e solitamente quando c'è un tutore del genere sotto al ginocchio non è tanto muscolare forse il problema, quindi no, francamente non lo so poi i metodi, purtroppo non ci è permesso vedere gli allenamenti del Napoli, a proposito di età arcaica. Vero. E quindi non ti saprei dire che scelte sono. E qui vedo Elmas senza Fratino, vedo Ostigard senza Fratino, penso sia Mattias Olivera quello lì dietro. Questo no, quello è di Lorenzo, quello sulla sinistra. Questo qua, no, quello dietro, di Lorenzo. Questo è di Lorenzo. Non vedevo niente. Questo di spalle, questo chi è Gaetano? No, credo sia è Ostigard, no? Ostigard. Credo sia Ostigard. Boh, non lo so in questo caso i Fratini. No, potrebbero essere anche smessi. Solitamente metti attacco titolare, difesa titolare. Esatto. Quindi, però se Osimhen e Rachmani stanno nella stessa squadra, adesso c'è da capire qual è l'attacco e qual è la difesa. Forse la difesa è quelli gialli, la difesa titolare. Tra un po' andiamo al telefono, anzi, a questo punto chiediamolo proprio a Giovanni Scotto del Roma. Ciao Giovanni, come stai? Pronto? Mi senti Giovanni? Sì, ecco, adesso. Buongiorno, tutto bene? Eccoci, buongiorno, eccoci qua, sono già in diretta, sì. Vedevamo le immagini dell'allenamento, Giovanni, e ci chiedevamo, dopo aver letto nel report che Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo, se pensi, se almeno in base a quello che ti arriva da Castelvolturno, pensi che possa essere comunque convocato per la sfida contro la Cremonese? Ma penso di sì, penso che per la convocazione non dovrebbero esserci problemi. Il calciatore di fatto ha completato la tabella di marcia, è stata una settimana per lui particolare, la nascita della figlia sicuramente l'ha riempita in un certo senso, forse un po' svuotando parzialmente i pensieri, le emozioni, la concentrazione sul recupero, ed ecco perché credo che Osimhen sarà convocato, ma non andrà in campo dal primo minuto. Questo penso siamo quasi tutti d'accordo nell'escluderlo, però la sua presenza in panchina è importante anche per fargli un po' come dire, riassaporare il campo e prepararlo poi al ritorno vero e proprio, che io credo possa avvenire mercoledì con l'Ajax in casa. Penso che Spalletti adopererà un po' di turnover tra domenica e mercoledì per far rifiatare quelli che hanno giocato di più fino ad ora. Ecco Giovanni, a questo punto domanda conseguenziale: se Osimhen va in panchina, oppure insomma vediamo quelle poi saranno le scelte di Luciano Spalletti, chi ci aspettiamo lì davanti? Solito ballottaggio Raspadori-Simeone, o c'è secondo te una percentuale anche di coesistenza magari tra i due, soprattutto se Kvaratskhelia non dovesse essere al 100%? Ma la coesistenza di Raspadori e Simeone è possibile o con il 4-2-3-1, quindi cambiando modulo, oppure mettendo Raspadori esterno a destra o a sinistra. Io non credo che Spalletti uscirà dal 4-3-3, perché il precedente è stato negativo, mi riferisco a quello di Lecce, a gara in corso nei minuti finali, però attenzione al risultato acquisito, Spalletti lo ha utilizzato. Io penso che questa squadra ha proprio nelle vene, nelle sue corde il 4-3-3, un po' anche per un retaggio tra virgolette storico, che oggi forse perde un po' di consistenza perché ci sono tanti nuovi, ma sai, quando è un calciatore come Lobotka e uno come Kvaratskhelia che è lì a sinistra, è proprio il suo ruolo perfetto, difficile uscire dal 4-3-3. Ora io immagino Lobotka titolare anche domenica, e quindi mi porta a pensare questo, che Spalletti non uscirà dal 4-3-3. Guarda, sono sincero Riccardo, io non credo che Raspadori oggi meriti di andare di nuovo tra virgolette fuori ruolo, perché è stato meraviglioso martedì, a mio avviso ha giocato una partita veramente sensazionale,
sorprendente dal mio punto di vista. Credo che se Raspadori merita il posto da titolare ancora è lì, da prima punta, anche per un segnale di continuità, per sfruttare al meglio questo momento. Però, ecco, come dicevi tu, hai parlato di ballottaggio, ci sta un ritorno di Simeone dal primo minuto, con Raspadori che a questo punto può fare un po' di turnover. Però se Spalletti vuole far riposare Raspadori mercoledì, allora io prevedo Raspadori titolare come falso 9, Simeone ancora una volta alternativa e staffetta, e poi mercoledì Simeone titolare. Un Raspadori esterno a sinistra o a destra, io lo ricordo, credo di averlo visto in entrambi i ruoli, però era più il 4-2-3-1, mi riferisco al Sassuolo. Una volta ha giocato anche a centrocampo come mezzala. Diciamo, se Kvaratskhelia, come immagino, riposerà anche lui, potrebbe essere un'idea, però a questo punto direi più Raspadori falso 9 nel suo ruolo naturale. Cioè naturale, insomma, voglio dire, sì, in uno dei ruoli che gli sono più congeniali, ecco, perché il suo ruolo naturale resta quello di seconda punta, credo, nel 4-4-2. Sei sempre molto attento, dicevo, anche a tematiche di calciomercato, quindi vari rinnovi, hanno firmato Meret, Zerbin, ci sono anche tanti altri calciatori, chiaramente che il Napoli potrebbe prolungare, ai quali il Napoli potrebbe prolungare il contratto. Parlo di Lobotka, di Anghissà. Non leggo, forse chiaramente c'è anche un motivo, il nome di Spalletti, ma a te risulta che ci sia in società anche qualche pensiero in merito ad un prolungamento per il tecnico? Ma sicuramente sì, Spalletti è in scadenza, quindi nella testa della Vendis e soprattutto di Giuntoli oggi c'è la continuità con questo allenatore che pare aver iniziato nel migliore, non pare, ha iniziato nel migliore dei modi un ciclo nuovo, quindi credo proprio di sì. Posso dire però, da quello che so, è che prima dell'inizio di questa stagione sicuramente Spalletti non andava dritto e sicuro verso il rinnovo, c'era un po' una fase di studio, no? Anche reciproco dopo la rivoluzione, però ci siamo instradati sulla strada secondo me del rinnovo per Spalletti, anche se credo che i tempi non sono stretti, perché c'è questo campionato di apertura, no? Lo chiamiamo in stile sudamericano, che finirà tra un mese, poco più di un mese, poi ci sarà una lunga sosta e lì ci sarà tutto il tempo di fare le valutazioni. Su qualche calciatore invece Napoli forse ha intenzione di fare prima, penso ad Anghissà, rendimento eccezionale, probabilmente anche Rachmani. Zerbini è stato già blindato, Spalletti lo ha promosso di fatto a prima alternativa tra le seconde linee. Meret abbiamo detto, anche se Meret è un rinnovo mini, attenzione, Meret alla fine ha firmato un contratto annuale, quindi anche lui e la società si stanno studiando, tra virgolette. Napoli non l'ha blindato, né Meret credo abbia insistito per un contratto lunghissimo. Aperta e chiusa parentesi, io cito anche Kvaratskhelia, penso ne parleremo a breve, perché ha uno stipendio molto basso, 1 milione di euro. Credo che Giuntoli già sa. Dai, però voglio dire, ha firmato quest'anno, già si fa un discorso del genere nel mondo del calcio oggi, Giovanni. Cioè siamo a ottobre. Sì, li abbiamo visti anche dei rinnovi molto ravvicinati anche in passato. Viene da pensare, sai, a Di Lorenzo. Però, caspita, sei appena arrivato. Vabbè, guarda, già vuoi l'aumento. Guarda, faccio l'esempio solo perché è proprio cronaca. Zerbin ha firmato un anno fa un contratto lungo di 5 anni, 500.000 euro. Elmas per esempio rinnovò l'anno successivo una cosa è un anno, una cosa su 2 mesi. Però magari lo imposti adesso, magari tra 6 mesi poi. No, ma non metto in dubbio che il Napoli non lo possa fare o che non lo voglia poi fare. Magari potrebbe valerne 4 di milioni a stagione. Dico, caspita, cioè è uno schiaffo alla miseria. Allora, nel dipende pure dalle cifre. 2023 già Kvaratskhelia può rinnovare per un altro anno, burocraticamente, no? Perché entriamo nell'anno nuovo, quindi un anno di fatto si può aggiungere al suo contratto. Io credo che lo farà, perché se il rendimento del calciatore è questo, ormai conclamato, pochi dubbi sia sull'ambientamento sia sulla sua tempra, sulla personalità del calciatore, 1 milione di euro è una cifra tra virgolette pericolosa.
È vero. Ci sono grandi club come il Chelsea che cercano giocatori importanti, si fa il nome di Leao, se ne fanno altri. Io credo che Kvaratskhelia, se non è adesso, ma sicuramente tra un paio di mesi, può finire anche lui nel giro dei grandi nomi. Il Napoli sono sicuro che nell'anno nuovo, non ora, però prenderà il calciatore e quantomeno gli raddoppierà lo stipendio, forse anche un po' di più, per sistemare il tutto e stare tranquilli, perché Kvaratskhelia è il classico crack e sta giocando un'ottima Champions, ha segnato il primo gol. Tra l'altro la UEFA, avrete notato, lo celebra continuamente con dei tweet che vedono tutti, e queste sono cose che fanno alzare il livello di desiderio nei confronti di un giocatore che ha un ingaggio molto basso, parliamo di 1 milione di euro. Però non è una priorità. Io credo oggi, se proprio vogliamo fare questo giochino, dopo Zervin, dopo Meret, Zervin è una sorpresa, secondo me la priorità è Anghissà, che già quest'estate aveva chiesto al Napoli un adeguamento, il Napoli ha gentilmente chiesto di aspettare un po', quindi io credo che sia Anghissà il più indiziato per un rinnovo vicino, Lobotka anche sicuramente, e anche Rachmani, quindi tra questi tre mi aspetto una novità, però io sono sicuro che Kvaratskhelia rinnoverà da qui alla fine della stagione, almeno per un altro anno. Soprattutto su Rachmani siamo molto avanti da quello che so, perché si sta trattando da diversi mesi, e quindi probabilmente, però, come dicevi tu Giovanni, la sosta per il mondiale secondo me potrebbe essere anche propizia alla fine per andare all'affondo finale, però, con questa tipologia di calciatori. Mi risulta che gli agenti di Anghissà siano un po' più pressanti. Sì, se Rachmani è tranquillo, non ha fretta, forse si lavorerà prima su Anghissà, ma è una mia sensazione, è solo una mia sensazione. Ci può assolutamente stare. Per quanto riguarda invece Lozano, perché sai, si parla tanto dei rinnovi eccetera eccetera, Lozano è uno di quelli che dal punto di vista del contratto guadagna tanto ed è in scadenza il 2024. Secondo te il fatto che, per quanto concerne Lozano, in questo momento grosse trattative per il rinnovo non ci siano, può essere anche indicativo magari di voler ulteriormente tagliarlo quel famoso monte ingaggi? Potrebbe mettere Lozano, diciamo, in quella fascia dei cedibili per l'estate prossima? Beh sì, direi di sì, perché bonus alla mano è il secondo ingaggio più oneroso che il Napoli ha in rosa dopo quello di Osimhen. Quindi l'idea di andare a tagliarlo o cancellarlo, tra virgolette, sicuramente c'è. Lozano gode della fiducia di Spalletti, assolutamente, però è un calciatore che non sembra così irrinunciabile. Qua c'è sempre qualcosina che non torna, c'è sempre ogni tanto l'intoppo, l'infortunio, oppure la prestazione negativa o il gol mangiato clamoroso. Sono tutti segnali che non mi fanno pensare a un idillio tra il Napoli e Lozano, quindi anche io credo che è difficile parlare di rinnovo, anche perché poi lo stipendio di Lozano è già molto alto, è anche oltre il salary cap del Napoli, no? 4 milioni e mezzo, quindi mi chiedo con quali presupposti si possa rinnovare. Abbiamo visto che i rinnovi al ribasso sono un qualcosa di utopistico, per non dire molto improbabile, e quindi credo anch'io che una soluzione favorevole possa portare a un addio a fine stagione ad una buona cifra. Il calciatore avrà un altro anno di contratto davanti e il Napoli non a caso si stava già guardando intorno per sostituirlo, da Solbakken ad altre soluzioni, però ci sarebbero altri nomi nuovi che il club sta valutando. Quindi anche io credo che per Lozano è difficile, però mettiamoci anche i rischi, perché pure lui si parla di rinnovo, lui ha già un ingaggio molto alto, quasi 4 milioni, anche in quel caso un rinnovo sarebbe complicato per le cifre, però su Zielinski c'è un'atmosfera diversa, perché è un calciatore che sta facendo molto bene, che si sta dimostrando importante. Su Lozano probabilmente le idee sono già chiare, insomma, oggi non è un titolare inamovibile, credo che possa salutare non a parametro zero, ma la prossima estate con una buona offerta. Tra l'altro Lozano piace molto al Manchester United,
che prende Anthony, però segue Lozano che piace in Premier, anche l'Arsenal si era interessato, quindi credo che la strada più o meno la possiamo immaginare, insomma. Ma vi dirò, secondo me potrebbe anche magari far bene Lozano in Premier, perché poi con quella caratteristica, insomma, con quello sprint fisico, qualora chiaramente fosse anche ritrovato dal punto di vista mentale, potrebbe anche far bene. Qui ad oggi è uno dei crucci, così se vogliamo, delle recenti campagne acquisti del Napoli, perché è stato pagato davvero tanto e come poi peso specifico raramente ha rispettato le aspettative. Sì, fece molto bene con Gattuso, una delle poche note liete di quella gestione, però era titolare, Gattuso puntava molto su di lui, no? Lo ricordiamo, Ciuchi lo chiamava continuamente, e Lozano ebbe un ottimo rendimento, quindi probabilmente soffre un pochino il non essere sempre titolare, non essere protagonista. Con la sua nazionale lo è ad esempio, ed ha un rendimento, infortuni a parte, molto positivo, quindi anche io credo che una dimensione in cui lui è titolare e protagonista, come lo era in quel Napoli di Gattuso, possa farlo rendere al meglio. Magari una Premier in una squadra ricca, ma non un top club, sì, esatto, come un West Ham ad esempio, o non so, un Everton, cito dei nomi così a caso chiaramente, ecco, potrebbe sicuramente esaltare Lozano come giocatore importante. Oggi nel Napoli lo è, ma non come titolare, perché di fatto si gioca il posto a metà con Politano. Assolutamente sì. Grazie mille Giovanni per essere stato oggi qui con noi, un grande abbraccio. A voi è stato un piacere. Ciao Giovanni. A Giovanni Scotto del Roma. No ragazzi, non sono troppo sicuro che Kvara con 1 milione resta al Napoli. Io sto solo dicendo che porca miseria, siamo in un mondo capitalista, ho capito, il libero mercato va bene, il Napoli fa bene a cautelarsi, ok, però mi sembra strano che un calciatore, io fossi il presidente, dico, caspita, sei appena arrivato, già viene a bussare, ma proprio per un fatto di forma. Però aspetta, proprio per un Giovanni fatto di non educazione. ha detto che Kvaratskhelia chiede il rinnovo. Il Napoli proporrà un rinnovo a cifre maggiorate a Kvaratskhelia. Questo è un altro discorso. Giovanni non ha detto che Allora Kvaratskhelia così sì. va a bussare alla porta Allora del così il sì. Napoli proporrà il rinnovo a Kvaratskhelia. Allora che è così diverso. sì, avevo malinterpretato, avevo malinteso, perché in questo caso... Lì sarebbe era- una mossa intelligente. Esatto, Certo. in quel caso applausi al Napoli che con lungimiranza va a cautelarsi. Infatti Su questo- è quello che bisogna fare. Perfetto, allora questo sì, un altro discorso. È arrivato un cadeau. È arrivato un cadeau. Un obolo, come ci piace definirlo, il nostro Raffa Pio Balzano. A voi Riccardo e Vincenzo, stavolta niente per Emanuele Bernardo. Oggi Emanuele sempre caffè. Quest'oggi va avanti Oggi ad succo- acqua. Succo di frutta tac, dice. Tac, anche alla milanese. Grazie Raffaele, è davvero... Non lo so, perché è un omaggio che il nostro Raffaele ci fa e noi chiaramente non possiamo che essere felici. Prima o poi mettiamo anche il nostro IBAN personale, io e Riccardo, stai tranquillo. Io di solito non ho mai visto né poi. Perciò dico- Tu devi lei il caffè con Emanuele, ma non ci Perciò sono, dico, per alla fine carità. noi di questi Però, oboli non abbiamo mai visto nulla, quindi prima o poi lo andiamo ha detto il... No, certo, stavo leggendo altri messaggi che intanto arrivano, calciomercato, vabbè, poi ve la racconto, per ora è presto. West Ham è la sua dimensione, per quanto riguarda Irving Lozano. prendi Solbakken, lo blocchi, parametro zero, in estate vendi Lozano, abbassi nuovamente, tante alternative in questo momento. Per me resta forte Lozano, dimostrato al di sotto. Però deve far questo, cioè la politica del Napoli, molto spesso dite, come l'Udinese, l'Udinese questa politica ci campa da anni in Serie A, e il Napoli seguendo parzialmente questa politica sta ottenendo i risultati che sta ottenendo. Il Napoli deve far questo, il Napoli un aspetto deve sempre e comunque aggiornare e migliorare, è il parco osservatori, che fa un lavoro straordinario. Il Napoli, quello che ha fatto quest'anno con Kim, con Kvaratskhelia, eccetera, eccetera, alle volte ti andrà bene, alle volte ti andrà male. È questo che ti permetterà di restare a grandi livelli, perché se tu prendi Lozano, che in questo momento guadagna 4 milioni e mezzo, e come diceva Giovanni, giustamente non ci sarà un rinnovo perché sarebbe al ribasso, e quindi il Napoli deve pensare in futuro cosa vuole fare di Lozano, non credo che lo voglia andare a perdere a zero, tu ti devi cautelare, ovvero l'anno prossimo vendi Lozano,
lo vendi a tot, 10 euro, così, di questi 10 euro vai a prendere magari Solbakken a 0, è un ingaggio inferiore, risparmi sul monte ingaggio e quei soldi poi li vai ad investire eventualmente in un ruolo che al momento potrebbe essere scoperto, non lo so, mandi Zanoli in prestito, prendi un'alternativa a Di Lorenzo, puoi pensare di prendere un altro regista al posto di Lobotka. Cioè il Napoli deve fare un mercato intelligente, un po' come il Tetris, cioè a incastro. Quest'anno mi occupo di questo, quest'anno sistemo quello, vendo questo, tagli e cuci. Quest'anno sto tagli e cuci ha fatto un abito davvero su misura a Luciano Spalletti. Cioè se il Napoli continua così, adesso a prescindere dagli sceicchi, dai soldi, da De Laurentiis, dagli A16, vendi e vattene, eccetera, eccetera, che tra l'altro non vedo più in chat, se il Napoli continua così, ha una tipologia di calcio, anzi di progetto e di società, che in Italia, visto che stiamo con le scolle in fronte, come si dice, va benissimo perché è un progetto sostenibile, puntato sui giovani, puntato sulle idee, puntato sull'autofinanziarsi, quindi sulla sostenibilità tramite le compravendite del mercato. E guardate che con questo progetto, fin quando le cose in Italia non cambiano, e lo stiamo vedendo perché chi spende e spande non è detto che vince, il Napoli di De Laurentiis può andare molto, ma molto molto avanti. Antonio De Laurentiis l'ha detto, io voglio continuare a divertirmi. E se ti diverti così, caro Presidente, fai felice anche noi. Intanto, a proposito di paragoni importanti, scrive, o meglio, afferma Raffaele Di Fusco che questo Napoli è spettacolare più di quello scudettato. Più di quello che ha vinto dello spettacolo. Dello spettacolo calcistico. Lui ha detto è più spettacolare. Sei d'accordo? Secondo me sì. Non l'ho visto il Napoli scudettato se non in video. Lì lo spettacolo era tutto di Diego. Cioè, no, lì era... non è vero questo, secondo me. Non era nel solo primo, era soprattutto di Diego, però non era solo di Diego. Chi c'era di spettacolare nel primo Napoli di Diego? Era un Napoli che giocava, dai, un Napoli che comunque creava. Cioè, no, io ripeto, nemmeno io c'ero. La magica... No, la magica è dopo, il secondo. Tu parli il primo. Il primo, sì. Il primo era molto Diego. Non ho potuto... Allora, cominciamo a dire che non ho visto tutte le partite del Napoli del primo scudetto, se non dei frame, se non delle immagini o degli highlights, quindi avrò visto qualche partita integrale, ma tra l'altro ero pure piccolo, quindi non è che mi ricordo, quindi non è una domanda da fare a noi in questo momento. Però quello che posso dire è che era un calcio diverso, con dei ritmi diversi. Il calcio attuale, con il Napoli che gioca su questi ritmi, è divertente. Perché ovviamente è un calcio diverso, paradossalmente quasi più vicino ai videogiochi. Quindi ha ragione Di Fusco. Per i giovani. Sì, può essere un Napoli più spettacolare, però non ho la controprova, perché io quel Napoli di Diego purtroppo non l'ho potuto Ci affidiamo vedere. allora a chi l'ha visto, a chi l'ha vissuto ovviamente, leggiamo ancora le parole di Fusco. La nostra era una squadra vincente. Il Napoli di oggi penso che esprima il miglior gioco in Europa. Ma non aspettiamoci che tutte le partite siano fatte in questo modo, guardiamo partita per partita, è più spettacolare e bella della nostra squadra, ma dovrà diventare vincente, che è diverso. Meret può fare molto di più di quello che è oggi, perché una cattiva gestione precedente ha fatto sì che non avesse continuità. Giocando sempre, hai maggiore conoscenza della difesa, il rapporto si consolida, questo ragazzo ha dimostrato un carattere che molti dicevano non avesse, bisogna lasciarlo tranquillo, perché come tutti sbaglierà, ma adesso è un altro Meret, è più consapevole dei propri mezzi, più tranquillo, perché penso che possa fare molto di più. La tecnica di Meret è superiore a quella di Ospina, questo l'hanno detto sempre tutti. Spalletti contro l'Ajax ha fatto una mossa che ha avallato la crescita di Meret dando a un portiere che doveva andare via la fascia di capitano. Questo è un segnale psicologico forte da parte di Spalletti. Bianchi mi fece giocare una partita da centravanti titolare in Serie A, vero? Se guardo la foto di me con la divisa che utilizzai durante quella partita mi intristisco. La so sta storia. A un certo punto durante finirono i cambi e quindi Di Fusco fu costretto a giocare lui da attaccante. Bella storia da parte di mister Raffaele Di Fusco, il quale sottolinea anche come sia passato pochissimo tempo da quando Meret doveva lasciare il Napoli a quando addirittura per qualche minuto contro l'Ajax è stato lui il capitano. Vedete quanto è bello il mondo del calcio? Quante cose possono cambiare? Credo che la sua crescita comunque sia dipesa dal fatto dell'assenza di Ospina,
non tanto dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista della personalità. Ospina aveva una personalità gigante che occupava lo spogliatoio ed era molto complicato anche per lo stesso Luciano Spalletti l'anno scorso metterlo in panchina. Senza questa presenza così ingombrante è evidente che poi Meret ha più possibilità di crescere anche sotto questo punto di vista della personalità. Aggiunge Giacchetta, abbiamo provato a trattenere Gaetano, ma aveva fatto talmente bene che il Napoli l'ha trattenuto. Ce l'ha detto anche lui ieri pomeriggio qui in diretta, Calcio Napoli 24 live. Troll alert, non lo so, c'è qualche troll sulla nostra chat di YouTube, Emanuele? Blocchiamo. Li hai visti? Non li hai visti? Il nostro Emanuele Bernardo sta col binocolo pronto a individuare eventuali troll. Non credo sia Giorgi Londareshvili, anche perché poi sfido Emanuele Bernardo a capire cosa abbia scritto Giorgi Londareshvili. Un ovulo o un oculo, scrive Marek Hamsik, finché non è un loculo siamo tutti felici. Oppure alternativa a Kvara. Buon appetito, ormai siamo effettivamente in chiusura di trasmissione. A questo punto tra poco parla Zielinski e Kiss Kiss, quindi restate sintonizzati su calcionapoli24.it per leggere le parole di Zielo. Oggi filo diretto. Oggi filo diretto, chi lo fa? alle 16, credo Alessandro, no? Il nostro Alessandro Marrazzo. Sappiamo anche già la tematica? No, non ancora, no? Che hai detto? Emanuele Bernardo dice che lo fai tu. Lo faccio io, comunque c'è il filo diretto alle 16. In ogni caso, no, adesso stabiliamo, c'è il filo dalle diretto 16 alle 17. Filo diretto. Bella domanda, ragazzi. Io credo che verterà inevitabilmente sulla Cremonese, sul Napoli, quindi sulle probabili scelte. Ma poi lo sapete, noi prendiamo la domanda al filo diretto, però poi spaziamo a 360 gradi, quindi possiamo parlare di tutto. È importante. L'appuntamento alle 16 è confermato. Che sia io, Alessandro Marrazzo, cioè è sicuro quel signorino lì in cabina di quell'uomo lì. Altri messaggi, ragazzi, ma Mattias Olivera sarà sempre più titolare? Secondo me aumenterà man mano il suo minutaggio. Sì, ma già il fatto che puoi consentire questa alternativa, io continuo a dirlo, è una grandissima vittoria dopo tanti anni di difficoltà e ne sta traendo beneficio anche Mario Rui. Vedi, perché comunque è l'alternativa pronta. Secondo me in questo momento il più contento che ci sia Mattias Olivera è Mario Rui. No, a parte tutto, sai, non deve fare più gli straordinari. Si parla tanto delle coppie, delle coppie nel gioco nella rosa del Napoli. Lo sai che quella più solida, quella che funziona meglio è proprio Mario Rui, l'alternanza Mario Rui-Olivera. Nel senso che riescono entrambi a dare perché sempre... se consideri davanti, ci metto anche al momento Raspadori-Simeone, esatto, perché ovviamente stanno facendo benissimo. Però quella più costante dove cambi bene è proprio Mario Rui-Olivera. Quindi nonostante Olivera deve ancora entrare, secondo me, in un ritmo partita ancora più importante, ma è normale, lui di fatto la preparazione è come se non l'avesse fatta per il problema al ginocchio, però sta dando già degli ottimi risultati. Io l'ho sempre detto, credo che alla lunga il titolare sarà Olivera, anche per tipologia di investimento, margini di crescita, però in questo momento, insomma, chi metti capiti molto molto bene. Poi tra l'altro non ci dimentichiamo che lo stesso Mario Rui si sta giocando anche il mondiale, quindi ha voglia di far bene, anzi ci auguriamo per il professore azzurro che possa esserci anche la possibilità di essere poi convocato per i prossimi mondiali in Qatar. Buongiorno a Rosario Mancullo ed è con questo messaggio che si chiude Calcio Napoli 24 così live. Proprio mi hai sorpreso, buongiorno, fossimo tornati. Buongiorno a Rosario Mancullo, buongiorno. Ciao, anche Rosario, a te. ciao. Qualora volessi comunque potrai ritrovare la trasmissione di oggi su YouTube e quindi insomma gustartela in quelle che sono le parti anche che preferisci, visto che è on demand. Grazie intanto all'ufficio stampa, c'è Bruno Galvan, giusto? Hai detto? Grazie a Bruno Galvan, grazie ad Emanuele Bernardo, il nostro regista, e ovviamente grazie a Riccardo Catapano. Un saluto a tutti ragazzi, grazie a Vincenzo Credendino, vi lasciamo come sempre a tutti gli aggiornamenti su calcionapoli24.it, tra poco parla anche Piotr Zielinski, tutta la programmazione di Calcio Napoli 24 TV, alle 16 il filo diretto, iscrivetevi al canale YouTube, lasciate anche un bel like alla diretta, attivate le notifiche con la campanella e poi ho detto, poi domenica c'è la live reaction, esatto. Non ci dimentichiamo che c'è la live reaction per
per Cremonese Napoli, ci sarò io in studio, qualche sorpresa per voi, collegamenti con Ciro Novellino a Cremona, quindi non perdetevi la live reaction di Cremonese Napoli, come sempre su Calcio Napoli 24 TV. Ampio pre e post partita, oltre alla live reaction, qui sugli schermi di Calcio Napoli 24 TV. Calcio Napoli 24 live torna lunedì alle 12. Un saluto da Vincenzo Credendino, buon proseguimento di giornata.